Lei è un personaggio straordinario, è straconosciuto, una star negli Stati Uniti, ma soprattutto è veneto-friulana, si chiama Lidia Matticchio Bastiani, c'è una storia straordinaria. Sono nata a Pola, poi la storia di un profugo, ha lasciato lì l'Istria, quello lì, ha vissuto a Trieste e poi adesso siamo qui in Friuli a Cividale, dunque una storia del Friuli Venezia Giulia molto bella, però è iniziata come un immigrante e andando in America, veramente non avendo nessuno, siamo stati portati lì dalle Catholic Relief, le Catholic Charities, e senza tetto, senza niente, e vedi l'opportunità che offre l'America con una grande volontà e una grande cultura alle spalle. Ecco, tu in effetti sei arrivato in America come tanti migranti italiani, soprattutto anche veneto-friulani, che veramente con la valigia di carta sono partiti senza nulla, anzi con debiti, però si sono fatti una posizione e sono diventati dei personaggi. Quanta fatica, quanto carattere, quanto personalità proprio del nord-est c'era in te per poter emergere lì? Ma guarda, in retrospetto, adesso quando penso, era molto difficile, direi, per i miei genitori, forse di più che per me. Io avevo 12 anni, dunque a 12 anni tutto è nuovo, tutto è bello, e sei anche un po' protetta da mamma e papà. Dunque, però all'inizio mi ricordo che mia madre e mio padre parlavano, tante volte piangevano, abbiamo fatto la decisione giusta e questa grande opportunità che dopo dal campo dei profughi, portata lì, come hai detto tu, una valigia di cartone, con debiti perché ci davano da mangiare e bere, siamo riusciti, io e mio fratello, anche devo dire che mio fratello è un ingegnere all'IBM e ha patentato 40 differenti patenti per l'IBM, dunque questa grande volontà di fare, di lavorare, di essere fieri di se stessi, delle radici e con questa grande cultura che abbiamo noi di famiglia, di cibo buono che ha portato a me dove sono, cibo genuino, una storia di un popolo, del popolo italiano. Ecco, tu Lidia in effetti sei diventata famosa proprio usando quelli che erano i tuoi strumenti, quella della cultura gastronomica, perché tu sei un'icona, oltre che della televisione, anche proprio della gastronomia legata alle origini italiane, però proprio in America, no? Sì, Fabrizio, ti devo dire, sì, tante volte anch'io ho pensato come mai che mi sono dedicata tanto alla cultura del cibo e vino e prettamente italiana. E poi ripensando tutto, era perché io ho passato i miei anni, con mia nonna in cucina, in campagna, con le verdure, con questo, e dunque quando sono venuta in America mi è mancato tutto e io ho trattenuto la mia cultura, i miei ricordi e portato avanti con i ricordi della tavola del cibo, ho continuato a cucinare tutti quei piatti che cucinava mia nonna, mia mamma, e con questo ho portato con me la mia storia. Tu Lidia hai ricevuto molteplici premi, insomma sei stata premiata in tutto il mondo, però hai sempre mantenuto una cucina semplice, lineare e popolare. Forse questo è un segreto del tuo grande successo anche. Ma non è un segreto, guarda, la semplicità è una cosa, l'umiltà, diciamo, la semplicità sono delle doti più apprezzate. Qualsiasi settore che tu sei, la cosa più difficile è veramente la semplicità. Se nel design a fare due linee belle è molto più difficile che fare uno scarabocchio. Dunque anche la cucina, a farla bella, semplice, ci vogliono i prodotti giusti, i prodotti tradizionali e non elaborarli troppo, semplice. Dunque in tutto questo è la mia semplicità. Poi alla fine, Fabrizio, io sono così. In effetti oggi ci hai fatto una ricetta che adesso assolutamente mi devi descrivere, è veramente elegantissima ma anche molto semplice. Ma sapevo che venivi un po' qui alla nostra azienda in Cividale e dunque poi io sono molto legata alle stagioni, al tempo, dunque c'erano le belle zucchine, i fiori di zucchina, gli asparagi ancora selvatici, un po' di spezie, erbe, un bel risottino, è andato bene, no? Sicuramente un altro personaggio del Friuli Venezia Giulia è qui presente con noi. Parliamo di Tony Capozzo, friulano verace, friulano che però, oltre a girare come inviato tutto il mondo, torna spesso qui in Friuli, ma torna anche qui proprio nelle montagne. Insomma, vieni spesso qui proprio dove scrivi, dove rifletti, dove ti rigeneri. Tony Capozzo, a questa tappa della sua vita professionale, cosa dice? È un modo elegante per dire che sono vicino alla pensione, Come penso succede a tutti, no? Il tempo
quando sei ragazzo non ti passa mai, no? Per avere la maggiore età, per avere l'età di fare la patente, ai miei tempi, perché per finire il servizio militare, poi per finire gli studi, insomma va tutto pianissimo. Poi a un certo punto comincia a correre veloce, quindi ti trovi a aver accumulato 30 anni di lavoro e di carriera e sono passati velocemente. No, io non tendo proprio a fare dei bilanci, anche se mi piace come tutti poi a una certa età guardarmi indietro, coltivare i ricordi. Cioè, sono ancora uno che pensa al prossimo viaggio, a cosa sarà nei prossimi anni. Sono curioso di vedere come vanno a finire tante storie che ho seguito, che sto seguendo da tanti anni, quindi sì, non sento ancora arrivato il momento di guardarmi solo indietro, ecco. Quanto c'è del tuo istinto, del tuo carattere friulano e quanto c'è nel fatto di aver coltivato esperienze diverse passando appunto da anche nazioni e città diverse? Beh, guarda, essere nato e cresciuto in Friuli mi ha lasciato qualche traccia, insomma, perché è una regione di confine. Ai miei tempi poi il confine era un confine vero, anche se si andava in quella, la chiamavamo Jugo, a fare benzina e comprare carne, era un confine, insomma c'era ancora qualcuno, degli incidenti di confine ogni tanto, no? Quindi mi ha abituato a stare in un posto di frontiera, a capire un po' di più le altre frontiere. E poi io stesso sono di famiglia molto mista, con genitori che venivano da posti diversi e origini anche nelle due famiglie molto disparate, così il fatto di avere, insomma, tante gocce di sangue diverso mi ha aiutato molto nel non sentirmi straniero in nessun posto, insomma, di cercare di far parte del paesaggio locale, di imparare qualcosa della cultura locale, della lingua locale, per capire meglio quello che stava succedendo. Sei fra Roma, Milano, ma un domani pensi, insomma, quando così vorrai anche riposarti un po' di più, essere un po' più tranquillo, di tornare qua a riposarti nel Friuli Venezia Giulia, o ti ritieni sempre comunque un cronista del mondo? No, guarda, io ho sempre pensato, ma è rimasto sempre un sogno così non concretizzato, mi piacerebbe passare gli ultimi anni in un'isoletta. Mi piace l'idea dell'isola perché mi piace il mare, mi piace l'isola perché è un piccolo mondo, devi prendere il traghetto per andarci, però neanche nei sogni non ho mai scelto l'isola, insomma. Credo che manterrò sempre un legame con queste terre, perché anzi più uno invecchia, più i ricordi di infanzia ti circondano, ti tornano alla mente, no? Anche lì non ho mai pensato al ritiro finale, insomma, un posto. Adesso penso ancora a quale albergo andrò, dove vado a dormire, a Kabul o a Baghdad, insomma, penso ancora a viaggiare. Fin quando il fisico lo regge, insomma, soprattutto il fisico e la testa, no? Quando hai voglia di vedere, di conoscere, di non tirare remi in barca, allora va bene, ci vuole anche un po' di salute fisica naturalmente, ma per ora non ho pensato, insomma, al ritiro finale, spero che ci sia tempo per programmarlo. Renzo Tondo, sicuramente la sua storia è una storia atipica, insomma, presidente di una regione importante come il Friuli Venezia Giulia, però che ha un background, insomma, diverso, è cresciuto con una mentalità molto popolare, molto semplice, del mondo, fra l'altro, nel mondo della ristorazione, e poi è diventato presidente. Ma raccontiamo un attimino questa storia così affascinante. Ma non so se è affascinante, è una storia di una persona normale che cresce dietro un banco. Dietro un bancone da bar con i suoi genitori, e questo è stato importante perché mi ha formato molto anche nella capacità di avere relazioni con le altre persone. Quello di cui sono francamente orgoglioso è il fatto di non aver mai lasciato la mia attività. Ho accompagnato sempre la mia, chiamiamola, carriera politica, sempre mantenendo la mia attività, le mie imprese con la mia famiglia, e questo è importante perché adesso c'è mia figlia,
Per questo è fondamentale, ti aiuta a capire quel mondo che cambia, soprattutto a non estraniarti dalle vicende della vita quotidiana. Per me l'attività imprenditoriale è sempre stata una forte consapevolezza di ciò che accade nel mondo e quindi credo che abbia dato un valore aggiunto anche in politica. Ecco, tu mi raccontavi, Renzo, che in effetti succede che qualche volta quando sei nella tua attività proprio alberghiera, del ristorante, la gente viene a trovarti come se fosse un qualcosa di normale, scontato. Sembra un po' atipico per tutto il resto d'Italia, perché in effetti avere un presidente di una regione che poi comunque incontra la gente quotidianamente è una cosa, diciamo, atipica per l'Italia oggi, no? Siccome il mio lavoro, quello di ristoratore, albergatore, mi è sempre piaciuto, quando ho quel pochissimo tempo libero che mi rimane lo passo volentieri lì nelle mie attività, anche perché per me stare nel mio ristorante è come giocare a golf, è un rilassamento, è un'attività che faccio volentieri. È evidente che quando in paese sanno che sono lì, molti amici vengono a trovarmi e quindi mi sottraggono quel tempo che invece io vorrei passare tra i fornelli, e tu ne sai qualcosa, insomma, quanto sia bello stare tra i fornelli, però fa parte del gioco e quindi è giusto che sia così. Tu insomma frequenti sicuramente le alte sfere della politica, però ti poni sempre con un ruolo un po' diverso. Come ti senti come presidente e anche come esperto ristoratore? Insomma, penso che le due cose si mescolino a volte, no? Ma io considero, come dicevo, questo, di aver avuto una fortuna nella vita, quella di aver fatto un mestiere che mi piaceva, il ristoratore, di averlo fatto per tanti anni e di non averlo mai mollato, perché ricordo sempre che mio padre mi ha dato un insegnamento, mi ha detto: ricordati che la politica passa e il ristorante e l'albergo resta, e questo è stato un mantra che mi ha accompagnato anche nei momenti in cui avrei voluto mollare tutto, insomma, no? Parlo della politica, perché la forza di avere comunque un'attività tua vera alle spalle ti dà ovviamente serenità e sicurezza. In più, appunto, come dicevo prima, se questo ti piace, se il tuo mestiere ti piace, è importante. Ma credo che al di là di questo il valore aggiunto sia proprio stato trasferirlo in politica, cioè avere una professione che ti consente, il mio ristorante nazionale popolare, di avere un rapporto quotidiano con la gente, con l'artigiano, con l'operaio, con l'impiegato, col banchiere, un po' con tutto lo spettro della società, e quindi questo mi ha consentito, insomma, di relazionarmi un po' con tutti e di avere anche degli input diversi probabilmente da chi ha fatto solo politica o fa politica di professione, senza nulla togliere a questa categoria di persone. Beh, ecco, in questo ti confermo, mi sento davvero un po' diverso da tanti altri. Senti, l'ultima cosa, Renzo, insomma, sai che sei stato citato anche nel libro che abbiamo fatto io insieme al ministro Brunetta più volte, proprio per essere apprezzato anche per la tua schiettezza, diciamo, culinaria. Una tua ricetta che possa identificare un po' la tua personalità e anche la personalità della gente così straordinaria del Friuli Venezia Giulia. Ma intanto grazie di questa citazione che compare sul libro di Brunetta e di Nonis, anzi una doppia citazione, perché mentre Nonis parla del salam talasei, della salma in aceto, Brunetta parla dei miei cotechini, e questo ovviamente mi ha dato soddisfazione. No, oggi io punterei sulla selvaggina, ecco, per dare un po' il senso anche della montagna, del selvaggio, del mondo che sta ritornando un po' alle origini. La selvaggina mi piacerebbe prendere un bel lomo di capriolo, cucinarlo col ginepro, non lasciarlo al sangue, a me la capriolo al sangue neanche con un filo, appena un po' rosato, e servirlo con abbondante rosmarino e accompagnato con delle patatine al forno e un buon bicchiere di vino rosso. Su questo potremmo anche spostarsi dalle tue parti e accompagnarlo con un gamarone. Il fatto stesso che il presidente faccia il ristoratore e l'albergatore dimostra che questa è una regione ospitale, quindi venite da noi.